19ª giornata, il match quest'oggi tra la Came Treviso e il Pirossigeno Cosenza. Il match è già iniziato con la prima fase d'attacco da parte della formazione della Came, che sta cercando in questa prima parte della partita a passare in vantaggio. Intanto c'è il palo clamoroso colpito da Sacon, un calcio di punizione a proprio favore, ma l'arbitro non era d'accordo. Cabessa, parte il tiro, la diagonale con il pallone che ora è calciato da Giappa al volo. Ha tentato un altro bel gol come era già successo nelle partite precedenti, questa volta stop di petto al volo, il destro. Al termine del primo tempo Walex, parte il tiro, la deviazione sotto porta di Sacon. Ecco, attenzione che c'è lo sganciamento da parte del portiere, una novità tattica in questa partita. Parte il tiro, ricordiamo che la Came attenzione perché c'è il tiro, l'ottima risposta di Fiora, non c'è nessuno a traino, c'è Del Gaudio pronto per Musumeci, il tiro, la risposta ancora pronta, l'esultanza per quanto fatto da parte del numero 24, il portiere Del Ferraro. Ora va in mezzo Musumeci, si allarga Del Gaudio, parte il tiro, palla che sfiora il montante alla sinistra, palla rilanciata, attenzione Pedrinho, il pallone che si stava per insaccare, salva la porta Sacon e ancora Sacon ci mette il piede per evitare la capitolazione. Ciapa, gli rubano il pallone, l'ottima di chiusura di Sutton e c'è, attenzione, il calcio di punizione per Sutton con anche la munizione per Pedrinho. Vedremo se la Came Treviso in qualche modo riuscirà a sbloccare il risultato. Qualche passo in avanti da parte del portiere, palo! Il palo è il secondo palo che viene colpito in questa partita dal numero 89. Intanto vediamo Rocha che sta parlando proprio con Sacon. Intanto c'è il tiro, occasione Ghiotta, ripresa il gioco a favore della formazione ospite. Matteus ancora Cabessa, parte il tiro, il puntone, l'ottima iniziativa del numero 88. Cabessa, vediamo, parte il destro e la rete di Cabessa a 17:15 dal termine della partita. La sblocca Cabessa su questo calcio di punizione e quindi il numero 88 sotto le gambe di Fior. Bavaresco, palla per Giappa, parte il tiro, finisce fuori. C'è stata anche un'ultima deviazione da parte di un giocatore del Pirossigeno Cosenza. Walex, parte il tiro, in qualche modo con i piedi la deviazione di Del Ferraro. Palla per Sacon, pallone filtrante che arriva tra i piedi del numero 89 che non ha i riflessi giusti. Guedonin, palla che è calciata, attenzione perché c'è il tiro a tu per tu con il portiere Adornato, spara addosso a Fior e poi imbastire questa nuova azione d'attacco. Pallone, attenzione, con in qualche modo l'intervento difensivo sull'inserimento di Marchio. Parte il tiro e praticamente toglie dalla porta il tentativo Giappa. Il possesso palla da parte dei rossoblu che con Cabessa prova il tiro, palo clamoroso, una rete in caso la squadra avversaria prende il pallone. Intanto attenzione Giappa, ancora l'ottima risposta da parte del portiere. Pallone per Walex, parte il tiro e la rete! Il pareggio di Sutton! Il pareggio di Sutton sul tiro di Walex posizionato all'interno dell'area di rigore. La girata vincente a 5:15 dal termine, rivediamo da questo angolo e arriva in velocità a precedere Restaino.
parte il tiro, palo esterno. Cosenza che ha tutte le intenzioni e anche le necessità, insomma, di portare a casa l'intera posta in palio se si vuole sollevare dalla classifica. E la rete! Matteus va a realizzare subito la rete dell'1-2 a 3:13. Un'incredibile saetta calciata da Matteus e quindi punteggio di 1-2. Vedremo se dall'altra parte la Came avrà la forza in qualche modo e ci riesce con Giappa a 52 secondi dal termine. A 52 secondi dal termine Giappa riesce ad impattare il risultato. Mancano 23 secondi. Donin parte il tiro. Sacon. Vedremo quale sarà il giocatore che calcerà per ultimo. Palla per Wolex. Donin, tiro, parata e finisce qui. Finisce qui con la parata decisiva da parte di Del Ferraro. Si chiude il match con il risultato di 2-2.